Benvenuti, oggi è domenica 23 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:01 e tramonta alle 18:13. La luna si leva alle 2:17 e cala alle 11:23. Oggi si celebra San Turibio. Secondo alcune fonti si pensa ad una derivazione greca di questo nome, proveniente da Toribios. Significa rumoroso o turbolento. Il 23 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Meteorologia, una ricorrenza istituita nel 1961 per commemorare la nascita dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Ogni anno viene proposto un tema per la giornata. Quest'anno è il futuro del tempo, del clima e dell'acqua tra le generazioni. Oggi festeggia il suo 25° compleanno un giovane cantante dall'enorme successo. Il suo nome è Emanuele Palumbo, ma forse non vi suona familiare, perché per tutti lui è Geolier, il fenomeno del rap napoletano. Ha esordito nel 2018 con il singolo Secondigliano, che ha fatto impazzire il web con oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Da allora ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, come Anna, Rose Villain, Sfera, Marrakesh e Guè. Nel 2024 Sanremo con I per me, tu per te, arrivando secondo ma scatenando anche molte polemiche. Un altro compleanno importante oggi è quello di Andrea Dovizioso, che compie 39 anni. Una leggenda del motociclismo, campione del mondo nella classe 125 nel 2004 e vice campione del mondo in MotoGP per 3 volte consecutive dal 2017 al 2019. Ha iniziato a correre a soli 14 anni, vincendo il campionato nazionale ed europeo. Ha debuttato in MotoGP con la Honda, ma è stato con la Ducati che ha raggiunto i suoi risultati più prestigiosi. Nel 2022 ha annunciato il suo ritiro dalle corse, dopo una carriera straordinaria. Infine oggi celebra il suo 75° compleanno Alain Alcan, scrittore e giornalista. È considerato il discepolo di Alberto Moravia, con cui ha scritto alcuni libri, ma è anche noto per essere il padre dell'imprenditore John Alcan, presidente di Stellantis, Ferrari SpA e Fondazione Giovanni Agnelli. Nella sua carriera di giornalista ha lavorato per la stampa, ha insegnato all'Università della Pennsylvania ed è stato anche presidente del Museo Egizio di Torino, uno dei più importanti al mondo. Il 23 marzo del 1980 esplode lo scandalo del calcio scommesse. La Guardia di Finanza fa irruzione negli spogliatoi dei campi di gioco di molte città alla fine delle partite, arrestando 11 persone tra dirigenti e calciatori. L'accusa è di truffa aggravata e continuata per aver truccato partite di campionato attraverso scommesse clandestine. Ma sapevate che una copia autografata della foto più famosa di Albert Einstein è stata venduta per 106.000 euro? Si tratta di quella in cui il genio della fisica mostra la lingua al fotografo Arthur Sass. La foto fu scattata il 14 marzo del 1951, quando Einstein festeggiava il suo 72° compleanno al Princeton Club. Dopo aver sorriso e posato per tutta la sera, Einstein era esausto e voleva andarsene in auto, ma Sass non si arrese e gli chiese un'ultima foto. Einstein allora gli fece capire che era ora di lasciarlo in pace e gli mostrò la lingua. Einstein apprezzò molto la foto e ne ordinò alcune copie per mandarle agli amici come cartoline. Buona domenica ai 12. Oggi i pianeti si congiungono tutti per una grande festa zodiacale. Anche se il Sole e Plutone vanno molto d'accordo, quella Venere chiede qualche sicurezza in più. Vediamo se la otterrà. La Luna sembra contraria, ma vediamo come finirà. Ariete, proprio per voi accade tutto nei vostri gradi, è questo splendido Sole che è entrato nei vostri gradi che porta con sé anche l'appoggio di un Plutone creativo che vuole riformare soprattutto la vostra vita sentimentale e tirarla fuori da certe insicurezze. La Luna suggerisce che il problema sta proprio nel modo di vedervi e di approcciare, siate più sicuri. Toro,
Una compagine zodiacale oggi che sicuramente fa rumore nello zodiaco. La luna è molto polemica, magari ci sono dei cambiamenti che non volevate o degli atteggiamenti che non vi aspettavate, eppure tutto, anche se non previsto, sembra avere dei risvolti positivi, quindi portate pazienza e non attaccatevi alle parole, lasciate il beneficio del dubbio, osservate quello che accade. Gemelli, una giornata oggi molto importante, proprio perché i pianeti si congiungono tutti e proprio il Sole vi suggerisce di avere una giornata piena di emozioni e soprattutto piena di amici e di affetti intorno a voi, anche carezzare l'idea di fare qualcosa di stravagante in settimana, magari una bella partenza. Cancro, una giornata oggi che nel caos planetario se la cava abbastanza bene. Marte è in trigono a Saturno, ma anche Urano vi dà manforte. La Luna è in Capricorno, quindi in opposizione, ed è sempre una questione affettiva. Oggi tenterete di dialogare un po' di più con il partner che sentite trascurato, o comunque nella vostra relazione non può incidere più di tanto tutta la fatica che state facendo per ora per sostenere altri affetti. Leone, giornata oggi che fa sentire tutta la potenza del trigono del Sole, un trigono che però porta comunque anche dei dubbi, ma anche una certa fantasia e creatività. Forse avete finalmente capito che è il caso di aggirare le situazioni piuttosto che affrontarle di petto. Vergine, una giornata oggi che vi lascia un po' liberi da fatica e la luna vi impone proprio di badare all'amore e a chiarire qualcosa nella vostra relazione che pare un po' trascurata. Forse il partner ha qualcosa da rimproverarvi in termini di tempo e di attenzione. Bilancia, una giornata oggi che prevede la quadratura della luna e l'opposizione di pianeti abbastanza confusi in amore. Qualche partner potrebbe scioccarvi, un amore del passato potrebbe fare il ritorno, sorprese in amore che però vi lasceranno di stucco. Scorpione, giornata oggi che prevede una luna molto polemica e che vi rende un po' aggressivi dialetticamente, forse perché avete bisogno di attenzione e vi sentite un po' esclusi da tutta una serie di dinamiche, ma che sarete brevissimi a riprendere con il vostro fascino e il vostro carisma innato. Sagittario, giornata alquanto interessante per voi, visto che la luna si muove in seconda casa e pretende di trovare le risorse dentro di voi per farvi agire nella maniera più congeniale possibile. La luna darà degli effetti molto positivi nei prossimi giorni, però passate il resto della domenica con partner, familiari, amici e persone che vi vogliono bene. Capricorno, la luna oggi è nei vostri gradi, una luna incredibilmente polemica, visto che stabilisce ben 3 quadrature sia con Venere che col Sole che con Nettuno. Detestate la confusione, la poca chiarezza e proprio chiederete conto e ragione al partner o a chi vi ha un po' confuso con qualcosa che non vi è molto piaciuto sentire. Acquario, giornata oggi molto importante, proprio perché i pianeti così stimolati vi portano comunque a uscire, a diversificare, a prendere anche delle decisioni a lungo rimandate. È proprio un momento in cui deciderete di rischiare di puntare su qualcosa di diverso. Pesci, la giornata oggi è davvero importante proprio perché le polemiche e le cose che avete innescato stanno per avere una loro conclusione. Oggi troverete le risposte alle domande e agli assensi che chiedevate a tutta una serie di collaboratori e di affetti, per sentirvi dire ancora una volta che il vostro intuito aveva ragione. Nel 1987, il 23 marzo, nasceva una delle soap opera più famose e longeve della storia della televisione, Beautiful. La CBS trasmetteva la prima puntata della saga dei Forrester, una famiglia di stilisti di Los Angeles. In Italia la soap arriverà solo 3 anni dopo, nel 1990, e diventerà un appuntamento fisso per milioni di spettatori. Oggi Beautiful è seguita in circa 100 paesi e ha raggiunto punte di 500 milioni di spettatori. È la soap più vista al mondo. Oggi ci affacciamo nel mondo ispanico e vi svelo un modo di dire molto romantico e sognante.
Si tratta di encontrar a tu media naranja, che si traduce letteralmente con trovare la tua mezza arancia, intendendo la persona perfetta per noi, quindi l'anima gemella, un po' come l'altra metà della mela di cui parla Platone. Oggi vi raccontiamo la storia di Donald Campbell, l'uomo proiettile, che ha dedicato la sua vita alla ricerca della velocità estrema. Donald non ha mai badato a nient'altro che alla sua passione, ha trascurato la sua famiglia e ha modificato i suoi mezzi, sognando di raggiungere i 1000 km all'ora. La sera prima del suo ultimo tentativo sul lago Coniston in Inghilterra, durante una partita a carte con gli amici, Campbell pesca una mano inquietante, un asso e una regina di picche. Lo stesso gioco che aveva Mary Stuart, la regina di Scozia, prima di essere decapitata. Un presagio funesto che Campbell ignora. La mattina dopo, davanti agli occhi increduli della moglie, della figlia, dei giornalisti e dei curiosi, Campbell si lancia sull'acqua a bordo del suo idroplano Bluebird. Vuole battere il suo stesso record, ma qualcosa va storto. Il Bluebird si solleva troppo in alto e si ribalta in aria, schiantandosi violentemente sull'acqua. Campbell muore sul colpo. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è un'enorme tela, rovescia su di essa tutti i colori che puoi. Vi auguro quindi un giorno pieno di colori, di musica e di arte. Come sempre vi rinnovo l'appuntamento a domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.